Oh me posso Marita. Isso. Ma è? Signora, aspettassi in sala d'attesa, Cavegno e Cirogno tonno. È permesso. Ah, ci restera aspettare fuori, che veniva e c'era tonno. Mamma, che tu sei? Ah. Ah, figlia mia, Venica, fatta italiana. Sì, madre. Parola mia che questa divisa para meglio un film era rabbaria. Ma che dico? Un luminare ha avuto chi segretaria. Ma dimmi, come finì? Come finì il zocco, mamma? Come il zocco? Un dottore s'avanzò, o faciste innamorare. Vedi che figlia mia, un'occasione del genere non ti capita più da vita. Un dottore affermato, rispettato, che guadagna il peggio piccolo e poi puro saporito. Ah, sia benedetta Zabennai da sorella. Meno male, figlia mia, meno male che ne raccomandò con padrino la matrice e ne fece trovare una bella casa qua a Baria e sto bello posto per te. Cassetto signorozzo vuole potessi essere la sistemazione definitiva della tua vita. Ah. Finiste? Ma che ti parla chi? Ma te lo dico, perché non è una vucchia. Che si sfila a piacimento. E chi? Voglia, si infila, si sfila. Ma che sta incrocchiando? Ma dico io, che ti ho tagliato lo specchio. Venga. Tagliatela tutta, a dire la verità. Non è una bella figlia, tutta mangia. E lei che fa? Lei usa rubbolecchia? Ma lei mi pare che sto tagliando troppo. Anzi, mi pare a me che la piccina la sta spogliando con l'occhio. Ma almeno, buono sa la passa. Perché a buono appena finiremo tutto questo ne potessimo pure mettere racconto. Che dice lei? Che? Ma lo viene riccato, ma che ti paga che su? Un pezzo di roba che mi vendi al miglior offerente. Cose di pazze! Lasciate il matrimonio e voglio ridere io invece. Che dico io? Che male fa una madre se vuole maritare una bella figlia come te. Ma comunque, già stai scusa per sentire. Vieni qua, figlia mia. Vieni, mia mamma. Dimmi una cosa. A che punto siamo? A che punto siamo? Qualche sorriso? Qualche complimento? Brava Ela! Hai fatto bene Ela! Maria! E basta. Niente, mamma. Com'è possibile? Niente, proprio niente. Ma dimmi una cosa, figlia mia. Dimmi, mamma. Tu, diciamo noi, va, in qualche modo, ti hai stregato? Hai
Ammiccato. Lei circonciso. Circuito, mamma. Si dice circuito. Parla come ti insegnarono i nonni. Fammi sta cortesia. Ma poi io ho cercato. Ma lui troppo serio, mamma. Sì. Troppo applicato. Ho già vecchio. Troppo educato. Serio. Applicato ho già vecchio. Educato. Ma che stai dicendo? Senti, bella mia, io ti dico una cosa sola. È mascolo. E si sa come sono fatti i mascoli. E poi, scusami, come si dice cocerino vicino alla paglia fa fuoco. E allora, chi ci sta aspettando, io volevo sapere? Mamma, il momento, l'occasione, va. Se l'occasione fa l'amulaggio. Si crea se non c'è l'occasione, Ella. Vedi che non ti dà la cupanaria giù. Vieni qua, vieni qua. Ti faccio vedere io che devo fare. Signora, ma chi può fare, mamma? Aspettete qua. Oggi mi fece stancare. E fa finta. Così un dottore. E io sono Ella, la segretaria. Non capisce niente. Mamma, che? Io così cammino. Magari Dio come la sta così. Ah, storia, dottore, la vissima all'altare. State zitta e non mi interrompere più. Oh, è tutta banana nei miei marito. Non capisci proprio niente. Pronta, sì. Pronta sono. Buongiorno, signor dottore. Le ho portato la lista dei pazienti di oggi. Come sempre, il pianone. Ma com'è possibile? Tutte queste persone malate. Che ne pensa? Che si fugge! Si pizzica, io faccio queste cose, tu puoi scordare. Fugge! Fuggieri quando un babbiano con due sfolcatazzo no paese, che ci faceste tanto infocare la testa, che ti caricò forziva. E per levare il riso a mano ci fosse un intervento dei carabinieri. Autoscoltaste. Non ne posso più. Di questa storia non ne posso più. Mi hai pure costretto a cambiare nome. Da Carmela a Ela. Ma come si fa? Sì. Perciò almeno questo me lo devi. Oh, fate quando me li ha viste mocio. Per sapere che mi ha fatto fare. Mamma, non farà così. Aspetta che mi incugno. Ma perché non ti voglio il dottore? Non farà così, mamma. Senta mia.
secondo mio dottore, la testa navuta e la smorfiusietta, che viene qua con sua nonna tutti i giorni. Non ci può Buongiorno, signora Lena. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno, Che ci buongiorno, fai seduta al dottore. mio posto? E niente, dottore, ci sta mandando sistema la scrivania. Che io sì, vede, dottore, riguardate come figlia che va a casa. Sto studio, c'è luce come un specchio. Sì. Ah, Sì. e si vede come una casa. Sì. Che ordine, che polizia, che ciao, dottore. Sì, è davvero una brava ragazza, sua figlia, lo vedo, signora. Ma lei come sta? Io? Bene, anzi, benissimo, anzi, se fosse per me, ma credo, in dottora potessero chiudere tutte, veramente, tutti tranne uno, tranne lei. Mamma, ma che dici? Niente. Lasciala stare, era troppo carina tua mamma. Ma mi dica, essendo la mamma della mia segretaria, basta che apre bocca sarà subito servita. Ma che parla bello! Quasi un marito Vede, dottore, sono venuta per problemi no, di salute proprio, ma come c'è di testa, di pensieri, ma... Testa, pensieri. E io come posso aiutarla? Che, dottore, veramente a mia madre piace scherzare. Ma tu non avevi che fare, sei nata che ti stanno chiudendo. Vero, eh? Dottore, me ne vai, non avevi fretta? Mia figlia ha ragione, ma vieni un'altra volta e ne parliamo. Arrivederci. Ma a casa per ora, consuma a casa. Ela? Ela? Eccomi, dottore. Ela, ma che motivo c'era di allontanare così tua madre? Ma dottore, lo studio è pieno. Se non iniziamo subito? Va bene, adesso dammi 5 minuti che mi preparo e facciamo entrare il primo paziente. Ma certamente, dottore. Torno subito. A dopo. Caro San Giuseppuzzo mio, grazie per questa giornata di lavoro e speriamo di fare bene il nostro dovere. Avanti il primo! Ecco, prego. Il primo è Uzzu Giovanni. Prego, si accomodi. Si accomodi. Prego, zio Giovanni, mi ossequi e si accomodi. Dottore, Sa Benedica. Come sta? Come sta? Io una settimana che c'hai la diarrea, niente, non ci può niente, ha provato tutti i rimedi antichi, un pollo bianco, mi sono bombito, pulitemi una dentro, ne posso più. Non mi dica, quando va di corpo, ha dolore, emette dall'aria e le feci come sono? Sono liquide, puzzolenti. I fisci, cacetto che i fisci, fino a che motivo aveva di prendere il camminello? No, intendevo... No, la fatte. Ecco, le feci, ora che lei ha la diarrea, non la guarda la cacca? Che schifio! A me tenere la cacca mi fa senso, però una cosa vinta che prima di del corpo mi viene la Covid e faccio tanta aria che mi pare pure male essere in mezzo ai cristiani. Si accomodi che adesso la visito, si accomodi. La lettiga. Pronto? Signora Nina, buongiorno.
Ha le gambe gonfie? Sì, secondo me è questione di vene. Sai, il cambiamento climatico. L'aspetto qui in studio. Ah, è impegnata, non può venire? Allora facciamo così, le prescrivo delle compresse. Centella? Sì, non cervella, centella. Le faccio lo spelling. C come Como, E come Empoli, N come... Non deve andare ad Empoli, signora. Va bene, facciamo così. Più tardi, quando finisco lo studio, passo da casa sua e le lascio la ricetta. Arrivederci. Allora, Zio Giovanni, si metta comodo, rilassato, rilassato. Respiri. Allora. Mi dica, si metta modo. Dove le fa male? Qui? È grave, dottore, municizio, abbiamo un po' non è di... grave. No. Questi cosa sono? No, niente. Sape come mi dissero che fanno bene. E lei crede ancora a queste superstizioni, Zio Giovanni, alla sua età? Ma fanno miracoli? Sape come mi dissero che si mettono da parte malata. Comunque mi fa male per niente. Va bene, si conservi e si rimetta, dai. Avanti, piano piano. Qua, venga qui, Zio Giovanni. Beh, io credo che si tratti di una forma di polite nervosa. Lei d'altronde è un soggetto un po' ansioso, ma comunque le prescrivo delle pustine e secondo me nell'arco di qualche giorno le passerà tutto. Grazie, dottore, grazie. Sa benedica. Arrivederci. Mi fa la cortesia, può dire a Adela di chiamare il prossimo? Ela. Avanti il prossimo. Oh. Signora Gaetana? Signorina Carmela, ma che piacere! Buongiorno, dottore. Ma prego, su, accomodatevi. Posso esservi utile in qualcosa? Non lo so, vi serve un consiglio, una prescrizione, ditemi. Dottore, veramente, vinni io per farmi un controllo. E sapete, dottore, non mi sento tanta buona per ora. Ma come? Ci siamo visti settimana scorsa, le ho pure prescritto una terapia ricostituente. E che guarda pure, è troppo buona. Ma verisse, dottore, ma io mi sento sempre sto gruppo qua. Ricontinuo, notte e giorno. Sì, ma l'altra volta non me l'avevate detto. Non ci pensavo, dottore. E sapete come siamo una anziani. Un giorno ne fa male la testa, domani ne fanno male l'ossa. Tinta la vecchiaia, tinta! Va bene, si accomodi sulla lettiga che adesso la visito. Vieni qua. Siamo pronti, dottore? Iniziamo con l'addome. Con che cosa, dottore? Con la pancia. Ah, che la panza, sì, che la panza. Quale fa male? Ma quando mai, caro dottore? E qua? E qua? No, dottore, è tutto a posto. Un attimo che controllo più in Sì, fondo. sì, controlla. 1, Sì. 2, 3, 4, Sì. 5. Ma donna Gaetana, non le sembra di esagerare con 5 sottane? Dottore, io lo dico sempre, nonna, non esagerare con questi indumenti, sudi e la pelle non respira. Zitto te tu, che ti hanno tutto interpellato. Oh, fa. Allora, qua? No, dottore, tutto bene. E qui? Sto cenisse.
Allora, se è tutto a posto, ci dia le spalle. Allora, adesso respiriamo a bocca aperta. Così. 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 Ah, il dottore! Che c'è, signora? Niente! Ma se dovessi stare non ti sono dolore, non stavo ascoltando! Ma dove, qui? Cosa passeggera fu? Tutto a posto! Infatti non ho sentito nulla. Si rivesta Sì, e torni da me. sì. Prego. Vede, signora Gaetana, prima di darle la diagnosi, volevo farle qualche domanda. Per caso, lei mangia cibi piccanti, speziati? Ma quando mai, caro dottore, tutti cose genuine? Che bello di nostre terre, perché vedi, caro dottore, a buon'anima arriva figlio, pace all'anima sua. Prima di lasciare sta terra, aumentò la proprietà di mio marito. E avevo terra, dottore, onde si coltiva uno di tutto, oltre al mare, si intende, per cui mangiamo tutto genuino e cucinate delle sante mani di mia nipote Carmela, che hanno fatto le casa, sape fare tutte cose. Sì. Bene, allora se l'alimentazione non c'entra, io credo che si tratti di colite nervosa o gastrite nervosa. Ma mi dica, cos'è che la rende così nervosa? Usaccio io che mi dà nervosa, dottore. Ma mi dicesse, dottore, che dice mi passa? Che dice mi passerà? Certo che le passerà, anzi, a proposito, Sì. le do queste compresse, queste le può prendere mattina e sera per 10 giorni e vedrà che andrà tutto meglio. Dio mio, caro ripino, mi insegno che non trovo da cama, piede, da mare. Posso esservi utile in qualcos'altro? Ecco, non lo so, ecco, la signorina Carmela, la vedo così pallida, forse è il caso che la visiti. Infatti, dottore. Sì. Me nipoti sta bene, dottore, sa settasse. E conosce poco, anima mia, è tutta casa e chiesa. E sape, dottore, quando morì i suoi genitori con l'incidente, e dopo che si pigliò diploma di magistrale, io la ritrovo rincia. E la piccolina mia ne esce solo per dire la missa. E lei lo sa, dottore, perché frequenta la chiesa nel nostro stesso orario, dottore. Sì, ma secondo me la ragazza ha bisogno di prendere un po' d'aria fresca, deve uscire con un'amica, in compagnia, ecco. O capiamo, dottore, ma verisse, su tempe brutte, e se ne sentono tutte i colori, capicciotelle caricate fuzzì, o incinte senza matrimonio, così tinte, e io ho la responsabilità sopra di mia nipote, che è una bella figlia, e ha tante proprietà, e non volesse che qualche sciafalario si interessasse a ella solo per proprietà. Ma allora che fa, la chiude in casa? Veramente chiste sul fatto che a lei non ci interessano proprio, dottore. Bene signora, mi perdoni, forse ho esagerato, ma adesso vi prego di andare perché ho lo studio pieno di gente, va bene? Ela? Ela? Eccomi. Ela, per favore puoi accompagnare le signore fuori e fai entrare il prossimo? Certamente. Signore? Accomodatevi, che il dottore è impegnato. Signorina, casica in masse, che hanno lasciata, la sapevo buona. E dottore San Benedetto, scusassi sta vecchia gigante. No, mi scusi lei signore, ho lo studio pieno di gente, quindi... Amoni, che acabamo che fare? Ma ci travagliamo, mica giocamo. Ela? Ela? Prego, dottore. Eccomi. Cosa posso fare per lei, dottore? Mi dica. Lei comanda e io
obbedisco in tutto. Capito, dottore? Tutto. Vedi, Ela, tu sei una brava ragazza, sai fare bene il tuo lavoro, ma non mi è piaciuto il comportamento che hai avuto poco fa nei confronti della signorina Carmela e della nonna Gaetana. È vero, la nonna Gaetana può essere un tipo scontrosetto, va bene, ma la signorina Carmela è una povera orfana, vivono da sole e tu le hai trattate male e questo studio è aperto a tutti. Capito? È aperto a tutti. Comunque, che mi dovevi dire? Dottore. Risponda. Pronto? Sì. Certo che sono in studio. Povera orfana. Nonna Dove venire, sì. scontrosa. Chiesto, non ha caputo niente. Canonnina, ci do l'occhio in quanto petto che si sfatto la nipote. E sono sempre intate in casa. Allora, sì, però Ehi! il telefono non lo posso visitare. Che faccio? Ah, pupa? No, non sia mai. Sì, allora facciamo Sta a così. fare, non sa da fare. Domani E mattina non mi trovo si qui in farà. studio, ti porta gli esami. Ma poi, Certo. guardi che decide. Sì, ma certo che mi ricordo. Domani Come merito io, o dottore, ci vediamo domani. povera Domani orfana. pomeriggio. Ce la faccio vedere io, povera Arrivederci. orfana. Lei ci capiene, che ci penso io. Là, che c'è? Dottore, volevo chiederle scusa per poc'anzi, però lei mi deve capire. Io sono in sala d'attesa e certe volte i pazienti mi spazientiscono. Ma glielo prometto, non succederà più. Piuttosto, posso fare qualcosa per lei? Sì? Sì. Sì, mi dica, dottore. Sì, 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 sì. Dica pure. Fai entrare il prossimo. Fai entrare il prossimo. Fai entrare il prossimo. Solo chi si sa per dire. Chi so è? Come l'uovo. Che ossa cuoce, che dura diventa. Avanti. C'è permesso. Don Liborio, che piacere vederla. Uscenza comando. Facciamo una mano. Si accomodi. Niente, quindi per questo studio, ma soprattutto per farci i complimenti. A Barilla avevamo bisogno di un capodottore e lei si sta facendo onore, parlando. E poi la bambina che stanno come vantano. Ma per favore, Don Liborio, perché mi dà del lei? Mi conosce fin da quando ero un piccolino. E vabbè, diciamo che il mio è un senso di rispetto per il ruolo che voi, anzi dico, che tu egregiamente ricopri. Comunque, complimenti per davvero questo studio, ma soprattutto complimenti per la segretaria, che è una bella figlia. Sì, me l'ha raccomandata padre Filippo. Ah, chi di padrini ne sanno sempre chiossare tutti. Ma complimenti, complimenti. Grazie. Ma mi dica, le posso offrire qualcosa? Un caffè, un amaro? Chiamo subito e lei glielo faccio portare. No, bella, ma non ti disturbare, ma credere, non so quanto ne hai pigliato stai nata, perché con le bolicca, niente. Semmai ci volesse un bello sigaro, ma se comunque non si può fare, lasciamo. La posso favorire in qualcos'altro? Veramente, veramente un piacere mi potesse fare. Non ci vuoi dire chi. Cosa ha detto? Poi io, aspetta, ma niente io detto. Niente sacce e niente vite, ma anche, manco c'era, perciò figurati. Mi salvo, scusami che vuoi, è di formazione professionale. Sì. Ecco, io ho un periodo Che cosa? sai, ma
aiutami, tu non sei dottore, poi tu sai, io ho un sogno che parla assai. Sì, però io dico alla palla di vetro che posso capire di cosa soffre un paziente. Però facciamo così. Visto che si tratta di lei, io le dico l'organo e lei mi dice se è quello giusto o quello sbagliato. Va bene, ci stai. Cuore, Ah, polmoni, qua più sotto. piedi, Troppo sotto se nero. intestino. Fochino. Ho capito. Lei soffre di emorroidi. Adesso le prescrivo una bella pomatina e le passerà tutto. Sai, ma che emorroide, sai? Io la mattina di quel ci voglio un regolare come un orologio svizzero. Io la mattina mi alzo, bello, puff, e senza rumore. E allora? Come faccio? A letto? Ho capito, secondo me il problema un po' più avanti è in basso. Adesso la tolgo dagli impicci e le dico subito di cosa soffre. Bravo, dottore Saibo, tu sì che capisci tutte cose e me le vedi in faccia, bravo. Lei soffre di ipertrofia prostatica, ma adesso le prescrivo delle bustine e le passerà tutto, stia tranquillo. Saibo, ma quale prostata è prostata? L'apparato chi è? I problemi non ci sono. Aspetta. Dimmi una cosa, tu sai che io faccio un cacciatore, giusto? Io a casa c'ho 2 cardellini, un pappagallo e una quacquarazza. Sì, ma che c'entra questo? Mica faccio il veterinario. E poi non sapevo dell'acqua acquarazza. Ah, che certo, perché tu non capisci una mogliere. Ah, ma poi, dimmi una cosa, sono mascolo pure tu. Allora, E allora, mascolo più uccello quanto? caccia. Ma che caccia, sai, ma che caccia! Io ho un problema col pepino, come si dice, il piccerino, capisci E ora? allora? Ma che per tu di tornare a casa, sai? Mi dica. Oh, mamma di scicco! Un campaccio! Un campaccio santo vini, sto disgraziato! Ma lo poteva dire prima, questa è una cosa normale che accada agli uomini della sua età. Ma che cosa crede? Oh, che tiro! Io dal buono sono! Oh, non ti sei rispettato! È vero uomo d'onore! E se si sa in giro che io soffro col pepino, sono uguali! Ma noi abbiamo il Dico! segreto professionale. E se qualcuno ne vuole parla, sono loro, parola mia. Auto con la para bianca. Le ripeto, abbiamo il segreto professionale. E io so chi sto c'è conto. E guai a te senza dici sto segreto. No, anche perché poi abbiamo delle sanzioni da parte dell'ordine dei medici. I sanzioni. No, ti sanziono io, porco diavolone, per tutto il rispetto che hai per tuo padre e per te stesso. Ma Sanzioni. Ma non c'è mai, non c'è se. Voglio una cura che mi va a fare diventare come un caio d'ozzo, come quando avevo 20 anni. non tutte le terapie funzionano. Scusami, dici che la medicina fammela. Va bene, va bene. Allora, sì, allora io le sto prescrivendo delle bustine Sì, signore. da prendere mattina e sera per 40 giorni. Per 40 anni, io posso aspettare tutto questo tempo. E se Dio vuole, Dio vuole. Perché sono voi, sono guai, parola mia. Ora ti saluto e mi raccomando, acqua in bocca è segreto professionale. Ti saluto. sta bene ricca, Don Liborio. Ma io eri solo scusso, lo sai solo tu. Perché manco io lo so. Saluta. Arrivederci, Don Liborio. San Giuseppe Zio mio, ti prego, mi devi fare una grazia. E tu lo sai che io non ti ho chiesto mai niente, però questa grazia me la devi fare. E visto che si tratta di uccelli, io ti prometto per la tua festa
un volo di 100 colombi. Grazie. Avanti il prossimo. Prego, signora, si accomodi. Sa Benerica, dottore. Oh, salve, signora Filippa. Quale buon vento. Veramente fuori è sereno. L'aria è molta, quagliata. Va bene, era un modo di dire. Ma comunque, come sta? Niente. Ci buttavo l'esame che mi scrisse. Non si ricorda più. Prendere c'ho una faccia contavo ultimamente la mattina. Hai una mancia asciutta. Ma una mancia asciutta. Che mi pare male come mi raspa. C'è da cosa inutile di mio marito che mi sta lì e mi dice: ma che hai a rogna? Bottare salai. Sono preoccupata, dottore. No, certo che mi ricordo di questi esami, ma mi dica, il problema c'è sempre? Sempre, caro dottore, sempre. Durante l'annata piccola, ma la mattina quando mi arrospiglia una mancia asciutta, non ci posso dare più. Che mi si passa a perdere come mi arrasta. Dopo che mi faccio a doccia, con l'aiuto di santo, a picca mi passa. Ma mi dica, secondo lei si tratta di prurito? Ora che ci penso, non è solo mancia asciutta, come c'hai a dire? Ah, ecco, hai pure un pungiglione. Pungigliuna. Forse vuole dire fitte, dolori. No, sono proprio pungigliona. Ma pungigliuna come si traduce in italiano? Secondo me sono tutte parestesie. Perché? Sentisse, dottore, il suo problema non pare proprio a nudo, ma solo a me, ha capito? Va bene, leggiamo questi esami. Allora, la glicemia è nella norma, l'azotemia anche, gli anticorpi contro le allergie negativi. Gliela posso fare una domanda personale? Perciò un dottore è come un confessore, a sapere tutto questo. Prego, dottore, Mi dica prego. signora, per caso lei soffre di vermi intestinali? Ha prurito nelle parti intime? Ma chissà che sia! Io, guardate santissimo! Ma per come pigliò? Figurati! Io sogno pulitona! Che ci disse fino a 5 minuti fa? Che mi faccio a doccia ogni mattina. Sto problema non c'è proprio, può stare tranquillo. Va bene, allora facciamo così signora, intanto io le prescrivo delle compresse che già da oggi pomeriggio può iniziare a prendere. Inoltre, se il problema dovesse continuare, le consiglio una visita presso il dermatologo. Dottore, ma si può sapere che sono cose tante? Secondo me così, qualche cosa capito. Guardassi chiaro. Beh signora, secondo me si tratta di una forma di prurito senile, una patologia banale. Prurito senile. Ma che schifo è? Ragazzi, dottore, io ho 50 anni. E avere una pietra. È come chi deve una picciottetta. Sì signora, ma una cosa stupida, tranquilla, le passerà tutto, va bene? Va bene, dottore Qua Giumini. c'è la sua ricetta. Sogno, ora vedo la munizione, sapete. Sogno inesomante, anche perché ha diventato una cosa fastidiosa. Un solo, l'acqua costa. E ogni mattina a doccia. È da camurriere, mio marito ha zeccato a casa. Chi sta sa che bulletta vatta a fare la svella? A saluto, dottora Salvo. Arrivederci signora Filippa. Dottore Salvo! Dottore Salvo! La che c'è? C'è qui fuori un suo amico. Dice che vuole entrare solo per salutarla. E chi è?
ripete che è un suo caro amico e vuole entrare solo per salutarla. Lei lo sa quanti furbetti ci sono che non vogliono aspettare il turno. Sì, sì, lo sa. Che dice? Sì, dottor. Salvo! Salvuccio Bello! Paolo! Paolo, amico mio, fammi passare che c'è Paolo! Ma come stai? Ma non me lo potevi dire subito che era Paolo? Voleva farle una sorpresa, dottore. Non si è voluto presentare. D'altronde Paolo è sempre stato un gran burlone, vero? Dai, accomodati così parliamo. Si accomodi. Là, tu puoi accomodarti in sala d'attesa. Certo, dottore. Si accomodi. Dottore, torno subito. Credimi, parola mia, oggi sono usciti tutti pazzi. Ma come stai, Paolo? Io ti sapevo a Brescia che lavoravi alle poste, ma quando sei tornato? Da circa 15 giorni e non me ne vado più, Potevi ritardare qualche altro giorno. perché ho ottenuto finalmente il trasferimento definitivo alla posta centrale di Bagheria e così sono venuto a trovarti. Ma certo che ti sei sistemato proprio bene. Ma si vedeva che da ragazzo avevi la testa sulle spalle e le qualità. Sai, hai una bella fama, un bello studio, ma soprattutto una bella segretaria. Ma che ci aspetti? Per mia è pazza l'idea. No, Ma che problemi hai? Ma che dici, Paolo? Vedi, i problemi sono altri, eppure seri. Ho capito. Ti riferisci alla visita di poco fa di Don Liborio. E che c'entra Don Liborio? Salvo, a me lo puoi dire. E poi usato tutta la baria o problemi Don Liborio. Perché? Che cosa si fa in giro? Che si sa? Che è impotente. Cacetto, quante cucchiaine che si trova. Ma tu l'hai visto mai? No. Beh, in effetti, visto che sei un mio amico, devo dirti che un problema ce l'ha, e se non glielo risolvo. È così brutta. Brutta? Brutta è un complimento. Pare nisciuta in un libro di favole. Lei presente le streghe del mago di Oz? Sì. Un concentrato. Ave baffi, currietta nella faccia. Tiranne anni, capo non spuntona. I capiti? Tisi. Se avevi notte ti viene un infarto, parola mia. Beh, sì. Perché sei sposata? Perché? Per fare carriera nell'onorata società. È la figlia di un pezzi 90. E quindi... Beh, come ti dicevo poc'anzi, un problema ce l'ha, e se non glielo risolvo. Minacce vane, stai tranquillo. Don Liborio è tutto scroscio. Non ha mai fatto male a una mosca. La moglie c'ha giustare. Perché poverino, un amante non se la può permettere. Se lo incocciano i cognati. Mamma mia. Ma poi andiamo a noi. Ma senti un po'. Ma a te? Ella, la segretaria. Ti piace? Veramente? A me lo puoi dire, E Salvo? vabbè, a che non piacerebbe? È una bella ragazza, ben fatta. E che? Tu non sei sposato, lei non è fidanzata, ma cosa aspetti? Vedi Paolo, i problemi sono tre. Intanto è la mia segretaria, quindi tu immaginati di chiacchiericcio che ci sarebbe qui a Bagheria se si venisse a sapere che io e lei abbiamo una relazione. Poi ha una mamma che è peggio di una bomba atomica, quindi l'idea di averla come suocera non dico che mi spaventi, ma insomma siamo lì. E poi il mio cuore batte per un'altra ragazza. Ah, e chi è? La conosco. No, non la conosci, no. È una ragazza che viene qui in studio con la nonna. È una ragazza dolce, sensibile.
è diplomata al magistrale, poveretta sta con la nonna perché è orfana di genitori, sì, sono morti durante un incidente. Si chiama Carmela. Ma allora, perché non ti sei fatto avanti? Te l'ho detto perché c'è sempre sua nonna in mezzo, quella è peggio di un cane di caccia. Secondo me anche a casa non può andare in bagno da sola quella povera ragazza. Ma a te piace veramente? Chiudiela! Sì, ma non so come farglielo sapere. Beh, un modo si trova. Io penso che prima dobbiamo risolvere il dilemma Ela o Carmela e poi un modo per contattarla lo troviamo. Ma vedi, non c'è nessun dilemma. Nel mio cuore c'è solo spazio per Carmela. Ma dimmi, perché tutto questo interesse per Ela? Vedi, caro Salvo, io non ti nego che un pensierino a questa Ela ce lo faccio. È da diversi giorni che l'ho notata in paese. Gira con una specie di maresciallo dei carabinieri, vestito di femmina. Quando ho visto che lavorava qui da te, mi sono rallegrato e ho anticipato la mia visita. Ecco, vedi, quel maresciallo vestito da femmina è sua madre. E quindi io mi vorrei sistemare, se non ti dispiace. Sembrerebbe che Ela faccia proprio al caso mio. No, anzi, guarda, io sono veramente contento che due amici come noi si sistemino insieme. Ma dimmi. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Iniziamo prima da te, visto che Ela è qui alla nostra portata. Ma dimmi un po', questa Carmela ti ha fatto capire qualcosa? È ben disposta nei tuoi confronti? Ma guarda, ti ripeto, viene sempre con la nonna, quindi è limitata, però qualche sorrisino, qualche sguardo mi lasciano ben sperare. Ma allora, scrivigli una lettera. Mi sembra la maniera più congeniale per non compromettere una brava ragazza come questa Carmela. Senti a me che se accetterà, troverà il modo per fartelo sapere. I femmini quando vogliono sanno fare tutto quello che vogliono e non ci sono cane di caccia che tenno. Un detto antico dice: l'amore quando vuole trova luogo. Bravo Paolo, anzi come mai che non ci ho pensato prima e so pure come fargliela avere. Ok, scrivila su carta intestata così capisci che l'hai inviata tu. Va bene, allora. Gentilissima signorina Carmela. Sì, oh signoria illustrissima! Ma qui c'è sta scrivendo? O Presidente della Repubblica? O una picciotta che ci vuole fare capire che ti piace? Io direi, cara Carmela. Sì. Cara Carmela, in questi mesi, grazie alla mia professione, ho capito che sta nascendo un sentimento all'interno del mio cuore, quindi se anche lei... Ma chi sì? Pascoli o Leopardi? Salvo, più diretto e semplice. Io direi, cara Carmela, Sì? mi sono accorto che provo affetto per lei. Ma così, o capisci o niente. E se anche lei prova simpatia nei miei confronti, avrei il piacere di incontrarla da sola, in separata sede, per discutere se tra noi può esserci un futuro insieme. Ok, Che ne pensi? diretto e sincero. Pronto? Sì. Come lo sto ciccio sta male? Non respira? Ok, sì, sto arrivando subito. Paolo, vedi, ho un'emergenza e nel mio lavoro questo è molto importante. Va bene, allora facciamo così, io adesso vado, faccio strada, tu intanto stai qui e dici a Carmela di sistemare un po' lo studio e poi io torno, ok? Così nel frattempo tu ti fai la tua strada. Vai, vai, che la salute della gente è sacra. Ci vediamo. Signorina Ela, ma che piacere! Il dottore è dovuto uscire per un'urgenza e mi ha riferito di dirle di sistemare lo studio e di intrattenere i pazienti fino al suo arrivo.
L'ho visto uscire di fretta e ho capito tutto. Sarà fatto, non si preoccupi. Ma prima di andare via, le volevo chiedere una cosa, se lei mi consente. Prego, mi dica. Le volevo dire che lei è una bravissima segretaria e una brava persona. E avevo in mente di prendere un caffè con lei per parlare di una certa cosa e per stare un po' insieme. Cosa ne pensa? Veramente lei mi prende un po' la sprovvista. Vede, non è che ci sia niente di male uscire e prendere un caffè con una brava persona come lei. Però ci devo pensare. Magari ne riparliamo? Ci risentiamo. Grazie, signorina Ella. Ne riparleremo sicuramente. Ecco. Ma prima di andare via mi consenta di salutarla come merita. Oh, troppo gentile. A presto. A presto. Sì. Ma Virachiscio, com'è diretto? Pare un treno espresso. Ah, se fosse così pure un dottore. Aspetta, ma che ne voleva? Chissà. Però, simpatico. Sì. Si veste pure bene. Sai come sa passa? Oh, San Giuseppe, pare una madre. Niente, tocca. E chissà chi è? Una lettera o una prescrizione del medico? No, non è corretto. Ecco. Ma la curiosità è donna, quindi aspetta, è indirizzata alla signorina Carmela. E chissà come fa a sapere il nome? Oh, aspetta che leggo. Cara Carmela, in questi mesi che grazie alla mia professione l'ho conosciuta, mi sono accorto che provo nei suoi confronti affetto. Per cui, se anche lei prova simpatia nei miei confronti, avrei piacere di incontrarla per manifestarle il nobile sentimento che si è impadronito nel mio cuore. Male mi stai sentendo? Oh signorozzo, un miracolo è fatto. Ora capivo tutte cose. Oh dottore, ecco, non ho avuto il coraggio. È l'amica, furbacchione, che regge il moccolo. Sistemi lo studio. Ci vediamo per un caffè. Che le devo parlare. Ah, a me mamma ti chiamare. Subito mamma. Pronto mamma? Sì, mamma. Io sono Ela. No. Carmela. Sì. Mamma, è fatta! Un dottore s'avanzò e mi iscrissi in una lista. Sì, aspetta che te leggo. E come dice? A fare finta di niente. Capisci, mamma? Ah, aspettare che amare. Come dici tu, mamma?
Ah, stasera ne parliamo però. Cacetto? Mamma, che sogno contenta! Sì. Ciao, ciao, ciao mamma, ciao. Mua. Si marito rosa, sarite pipinella, e io che sogno bella mi posso maritare. E allora, figlia mia, che ancora niente. Carico io, che ho controllato buono. Vedi dopo, in già sacchettare un camice. Vedi dopo una scrivania. Ah, vedi qua, nella cassetta delle lettere. Niente, mamma. Io ogni mattina controllo tutte cose, ma resta benedetta ligia, nemmeno l'ombra. Io mi scanto che se presso per questo. Picchiamo una settimana che scrisse. Ma è piena in verità. Come posso credere che sto dottore tutto rancionato? Come? Dove funcia e ti sperisce la legge composta. Ma vedi che cosa? Che c'è qualche cosa che non ne sfugge, figlia mia. Pensiamoci buono. Dimmi, ma a proposito, ma e tu, come si comporta con te? Come si comporta? Affabile, educato, però se ci rifletto bene, ultimamente mi sembra un po' meno allegro del solito, come se qualche cosa lo turbasse. Lo turbasse io, parola mia. Che io posso capire com'è un uomo coraggio, risposte che la femmina che ci piace. Ci scrive una legge e poi che fa? Non la spedisce. Ma vedi che cosa? Ma a proposito, che ora che non capisci, ma tu sei sicura che la legge e non ti stai a te? Perché? Ma che diventavo cretina? Che eravamo a fare scoppare? Era indirizzata alla signorina Carmela e io all'anagrafe come mi chiamo? Carmela. E perciò non si può sbagliare. Ecco, ma dico io che allora, per chiunque l'ha dato, io penso che c'entra l'appuntamento con l'amico. Ah, sì, secondo me lui prima avrebbe cercato di capire le mie intenzioni e poi mi avrebbe spedito la lettera. Ma tu ti eravamo a far scoppare. Non mi fai incontrare con l'amico perché non è corretto che una ragazza non fidanzata si faccia vedere in giro con un uomo non sposato. E noi siamo bloccati.
Finiste? Ah, ma dico io, ma quando s'ha detto mai che la dichiarazione sta fallamento? Sto ragionamento per me non sta né in cielo e manco in terra. E poi però così, non sta bene che una ragazza non sposata si faccia vedere al bar con un uomo che non è né sposato e manco zitto. Senti qua, sul ragionamento io un solo lo condivido, manca provo e basta. Ma chi è dottore? È un uomo istruito. Oh, un ave se me cai tu. E poi, con questo Paolo sono grandi amici. Per cui, che cosa c'è di male se un amico aiuta l'altro, specie se è timidino, a trovare l'amore? Sai, e appena vi maritate si porta pure il viaggio in nozze. Senti qua, Benjamin, io voglio una dichiarazione all'antica e da così vai essere e basta. Oh, se e rimaniamo nell'impasse. Onde rimaniamo? Oh, passi! Ah, perché ora mi fai sentire conduttore ci vuole passi! Che non s'accatta, che sti piccioli spenno con tutto cuore, parola mia! Ma chi capisce, mamma? Che è? È una parola che significa siamo bloccati, fermi su una questione. Sì. Oh, non risolvo io l'impasto. Sì, o con pasta o senza Ora pasto. un attimino che ci chiamo, a dopo, a dopo. Oh, signora Lena, buongiorno. Buongiorno, signor dottore. Ciao, era Buongiorno, la solita dottore. visita a sua figlia? No, sì, veramente oggi ho bisogno di lei. Veramente, dottore. Veramente, mia figlia se ne sta yendo insalata attesa, vede? Picchini come un discorso. Lei abate. Prego, signora, si accomodi. La questione è molto delicata e personale. Mi dica. Mi dica. Vede, dottore, si tratta di problemi leggeri, Che tipo di problemi? problemi di carta. Forse le serve un certificato? Ma che certificato? Non si tratta di lettere, dottore, lettere indirizzate a ragazze. Vuoi vedere che questa popolana ha intercettato la lettera indirizzata a Carmela? Ecco perché non ho avuto più risposta. Ma a che cosa allude? Una bella ragazza non sposata di nome Carmela. Ma lei come fa a saperlo? Casualità! Fu casualità! E poi, fra parenti, non ci nasconde di niente. Ma perché, mi scusi, tra lei e la signorina Carmela c'è un legame di parentela? Ma non si può. Ma che è proprio tutto tonto. Ma non è che fa un dottore. E dicono pure che è bravo. Certo che sei scherzoso. Ho capito il tuo gioco. Fai lo gnorri. Ma certo
detto che c'è parentela. Che fa? Non lo sai? No, in effetti non lo sapevo. Ma mi dica, la nonna che dice? Ma chi stai proprio tutto rincionato? Eppure all'antica non aveva tempo mia figlia per aspettare se non mamma scava io. La nonna oggi ci proprio a niente. Perché banana, ma a tomole va! Gesù, Giuseppe e Maria! Ecco perché non ho avuto più notizie. E Carmela? Vuoi vedere che Carmela ha inviato questa popolata per farmi sapere che corrisponde al mio amore? E come fu? Una morte subito. A trovare una mattina, bella tesa, tu stai andando a letto. Tutto. Fece a meglio muoite, perché morì mentre in meno. Tutto. A meglio muoite ci dico io. Mischina, ecco perché veniva spesso negli ultimi tempi. Ma che mi sta dicendo madre, apri dei anni che è morta. E io non ci ho capito niente. Manco io ne stai capendo niente. È vero, la medicina ancora deve fare progressi. Ma mi dica, Carmela come l'ha presa? Come l'ha presa, dottore? Come l'ha presa? Dopo un poco una si ci abitua, va? Ma comunque, oddio, ma cosa devo dire a questa ragazza che aspetta tutto sconsolata? Beh signora, che le deve dire? Che io non aspettavo altro che questo momento. E quando sarà possibile magari mi farò avanti ufficialmente. Ah, che ci voleva? Ah, bravo, hai fatto la scelta giusta. E mi raccomando, affrettati a dichiararti con Carmela, perché la ragazza merita. Dottore, io mi sento contenta. Me ne vai. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, signora. Ma non ci sta in terra, dottore. Arrivederci. Avevo pensato male di questa signora Lena e invece non ho mai trovato nessuno così contento per le sorti di una parente. Davvero una brava signora. Ela, fa entrare il prossimo per favore. Ma che dici forte? Ma non ne capisco niente. E manco io. Mi scusi, dottore. Sì, Ela. Ma ho visto uscire mia madre tutta eccitata. Ma- Comunque, mi ha detto che stasera poi mi spiega Ok. tutto. Comunque, Mi fa entrare il prossimo paziente. ma certo, dottore. Però, dottore, Sì? c'è una visita. E qual è il problema? Siamo in uno studio medico? Ma con mucho ricco. Dottore, è una visita particolare. Oh, particolare. Ma è normale che sia particolare, ogni paziente ha un problema, Ela. Dottore, si tratta di una donna. Una donna! Ma perché non entrano qui donne? Dunque, dottore, questa è una donna particolare. Basta, Ela. Mi stai stancando, eh? Fa entrare la signora e basta. Benissimo. Guardate, siete tutte testimoni. Io ci volevo dire, ma io non mi fece parlare. E ora
sono problemi suoi. E vedi che donna! Signora, si accomodi, prego. Buongiorno, dottore. Buongiorno signora, si accomodi. Grazie. E allora... Betta Madre Santissima, signori miei, che fu? Che c'è, dottore? Che fu? Cacco si va a fare scaldare, che bello! No, signora, è che poco fa mi hanno dato una brutta notizia e quindi ci stavo pensando. E ci sta pensando ora a scoppio di età. Ma comunque, dottore, ma che fa? Non mi conosce? No, signora, in effetti è la prima volta che la vedo. E spero anche che sia l'ultima. Va bene, ho capito. Allora mi presento da me. Io sono Filomena la Spisa, figlia della buonanima di Don Santo la Spisa e moglie di Don Liborio. Ora che fa? Mi riconosce? Ora che si è presentata, ho capito a chi appartiene. E ho capito anche i problemi di Don Liborio. Che disse, dottore? Parlassi più forte che io nasi. No, signora, sono riflessioni personali. Io penso ad alta voce e parlo. Ma mi dica come sta? Dottore, io ringraziando il signor Ruzzo, hai una salute di ferro. Mangio, vivo e hai un sonno pesante. Io sono qua per un'altra persona. E per chi non potevate portarlo con voi? Dammi che non muorisce. Vede, dottore, la questione è parecchio delicata, perché sta persona non può essere bagheria, ricopre un certo ruolo. E sta discussione che ora io c'ho a dire, in giro, dottore, mi tagliassi, non sa sapere. A posto siamo. Qui c'è un'altra con il segreto. Sarà il vizio di famiglia. Che disse, dottore? Parlassi più forte. No, signora, sono riflessioni personali. Io parlo da solo, tranquilla. Ma allora è un vizio lei che ha queste riflessioni personali. Ma comunque, dottore, andiamo a noi. Sì. Il problema riguarda mio marito. Due disgraziati miei marito, anzi. Vuoi vedere che le bustine non hanno fatto effetto? Una grazia ti avevo chiesto. Una grazia! E tu? Ma dottore, ma certo che lei è sano, vero? Ma così cuore cristiano, tutto scantato, tutto preoccupato. E mi piace pure che la gente dice che è bravo. Ma comunque, dottore, andiamo a noi. Mi dica. Vede, il problema riguarda mio marito. E insomma, marito per modo di dire, va. Mi dica, prego. Dottore Ciurico, perché si dice come che è come parrino. Si c'è a dire tutte cose. Mi dica. Il problema è, dottore, che due disgraziati mio marito, pure un te prazza, ma come fa? Due disgraziati mio marito. Dottore, 5 anni che mi tocca, dottore. Che significa non la tocca? E ce l'ha di io che significa, dottore? Ma lei non è mascolo, è dottore Peggiotta. Comunque, se non capisco, ci spiego io che cosa significa. 5 anni. Che cosa? Aspettassimi più 20 anni. Aspettassi dai guaranati. 5 anni, dottore. Come facciamo? Che cosa? Come facciamo? Cosa? Zighete, va!
E su venna a sapisci di miei frati, ammazzano. Ah, perché che dolle buone, non ci vuole fanno diventare. Perché lei va a sapere che già i miei frati l'avevano sopra la panza le prima. Perché io, un titolo di donna, su pigliò io. Perché mio padre, buona immuzza nella si trova, sapeva Pietro. Un nel borio del callo, il borio del già, sciccava sempre io. E poi io, a fortuna, le maritare San mia, l'unica figlia femmina di Don Santo. E io e mio padre eravamo attaccatissimi, dottore. Eravamo usciti a sospiro. Mi capivo? Sì, signora, io capisco tutto. Ma mi dica, secondo lei c'è stato un problema che è nato dopo? Mi racconti un po' la vostra storia. Vede, dottore, io ogni tanto pure mi domando, ma com'è che è diventato così? I primi tempi era più affettuoso, Sì. più... Sì. Insomma, non è che ci pare che era un fenomeno. Però ogni tanto si faceva bene. Ma che ci ride, no? Come si vedrà il Dio? Sempre essere. Non eravamo arrivati, dottore. Forse dopo. Dopo, io ogni tanto ci stavo dicendo, ma domani come che è diventato così? Però prima un era più affettuoso, più... Dopo che nasceva piccerina, dottore, stop, bloccato, paralizzato, Paralizzato. un pesce morto, va! Pesce Un morto. pesce morto. Pesce morto. Quindi avete una piccerita. Che me da dire, sangue mio? Una piccerina bella come mia. Ma secondo lei è successo un qualcosa dopo la nascita di questa piccerita? O magari, non lo so, c'era un problema prima? Non lo so. Beh, dottore, ho che cosa conundiava prima, c'era pure. Mi dica, mi dica. Che lei ha un segreto professionale. Vede, dottore, da voto ogni tanto che si faceva bere, Sì? lo facevamo, dottore, sempre oscuro. E ride, no? E comigliate con un solo fino a qua. Camera a cridere in tastate, lo cavolo si scattava. E poi, né un bacio, né una carizza, una grivianza, una roecci e finivano tutte cose. Un coniglio, va! Dottore, ma perché fa sta faccia? Io già ci leggevo un toscinamento. Stassi tranquillo, che scanto di altri film non ce n'è. Perché i miei frati tengono ruocchio, notte e giorno. Quindi su scanto, dottore, non c'è. Ora ho capito i problemi del povero Don Liborio. E che bisogna fare? Cosa bisogna fare? Dottore, pure i pilari in tra borsa. Ma come a fare questo piccolo? Dottore, se per questione di piccolo, se pigliasse tutti quelli che vuole, tutti si pigliasse. Ma sa quanto piccolo hai stato? In cielo, in ciore, e promissione ai santi, alias, manco Santa Rita me l'ha saputo fare sto miracolo. Ma del resto, dottore, che c'ha a dire? I santi sono di marmoro e un surano. Ma dottore, io non è che sogno fatta di marmoro, dottore. Sì, qualche... Ma a medicina, dottore, una spiegazione me la va a dare. E se c'è rimedio? Ah, signor che fare, dottore, che abbiamo potere? Che mi fare? Ma lei, una spiegazione me la va a dare. Certo, secondo me la potrei Mamma mia. qualcosa, però non so se poi lei... E dottore, mi raccomando, sta discussione in giro non sa a sapere, perché lei va a sapere che a me famiglia, a gente che parla assai,
non ne piace. Mi sono spiegata. A posto. Da un lato Don Liborio, dall'altro i suoi cognati, e io sono finito come l'hamburger dentro il panino. Eppure fritto. Una soluzione la devo trovare. Ci deve essere una soluzione. Si alzi. Perché? Su, su, su. Si alzi. Giri. Giri, 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 giri. Che tocca, dottore? La roba c'è. È che deve essere messa bene in vista. Ma come parla? Si accomodi. Roba c'è. Paolo disgraziato. Si accomodi signora, si accomodi. Allora, facciamo così. Forse ho trovato la soluzione. Ma che dici, Sì, dottore? sì. Adesso io le scrivo questo foglietto, le scrivo questo indirizzo, ma lei si presenta e deve dire: sono qui per un trattamento completo. Completo, lo capiamo. Ma dottore, ma che è? Un centro specializzato per questi problemi? Sì. Lei va là e dice: io sono qui per un trattamento completo e mi raccomando, non vaghi a spese. Io c'è a dire che a mio marito c'ha a mandare, non a mia. No, ci deve andare lei, signora. Va bene? E non vadi a spese, anzi, si riprenda questi soldi che non servono. No, dottore, a meno che si pigliasse, No, mi paga la mutua. si pigliasse, dottore, che zucchero in questa patanza, si pigliasse. No. Vabbè, mi piglia a dire. Vabbè. Va bene, dottore, a saluto. E speriamo che quello che mi insegnò funzioni. Sì, signora, non deve dire nulla a suo marito, va No, bene? no. Va bene. E tra qualche giorno, secondo me, qua troverà la soluzione. Qualche giorno, dottore. Qualche giorno. Ma hai aspettato 5 anni. Forse aspettare già pareva. Qualche giorno. A saluto, dottore. Arrivederci, può andare. Arrivederci. E mi raccomando, muta la storia. Mi sono spiegata. Si è spiegata benissimo. A saluto. Signora, per favore, può aprire la borsetta? Chi vuole vincere? No. Ecco, forse questi appartengono a lei. Che scrianzato. A saluto. Arrivederci. Avanti il prossimo. Ha detto avanti il prossimo. Adesso speriamo che questa non se ne rende conto, perché o lei o suo marito mi ammazzano se scoprono che l'ho mandato in un centro estetico. Ma che ci posso fare? Il fine giustifica i mezzi. Avanti il prossimo. Buonasera. Oh, salve. Madonna. Che già, si portare salatti a già, ma... Assedate già, Oh, buonasera. Ma da qui. Buonasera. La casa è così. Prego, su, accomodatevi. Siete i signori in Giambecchina, vero? Propriamente. Allora, mi dite, c'è qualcosa che non va? Vede, dottore, Allora, dottore, Sì. parlo io che è meglio. Ok. Mio marito ultimamente è sano. È sempre rosso. Ma vedi che è rosso, tagliasse. Ha parecchie rosse come una paparina. E poi mi dice che ce l'ho spessa la testa. È curioso, va, che magari mi fa scantare. È così, signor Giuseppe? Dottore, che fa? Non mi crede. Ci giuro. Ma... Va bene, allora lo faccio accomodare sulla lettiga che adesso lo visito. Ancora gioco così? Avete tempi peggiore con un altro, dottore? Ma mettete già, interessante. Ah, tutto così a pensare. Ma poteva cancellare la cantiera. Sempre male fiura mi fa fare. Dottore, pronte siamo. Ok. Allora, signor Giambecchina, respiri a bocca aperta. Che respira buono. Bene, adesso ascoltiamo il cuore. Fa premura appena cerchi begodine. Perfetto. Un cavallo. Adesso misuriamo la pressione.
Ma dire tutto. Tombola! Suo marito è iperteso. Com'è? Vies! Ah, l'hai sempre saputo. Se non ci fossi io, cosa pure che fosse? Che c'entra? Iperteso, soffre di pressione alta. Vabbè, ma dottore, c'è sconto ma scoppia. No, non scoppia. Ma prego, si rivesta e accomodatevi subito. Mamma mia, che modura. Allora, si accomodi. Adesso io vi prescrivo delle compresse da prendere ogni mattina e queste servono a far abbassare la pressione. Sento dottore. Sì. Poi ovviamente mi raccomando mangiare con poco sale. Usa sentello, dottore? Sì. E poi vi prescrivo anche degli esami di sangue che mi porterete la prossima volta. Usa sentiene, giusto? Te la posso fare una domanda, mi dispiace. Cazzito, sempre che parla, sempre che sta mi scazzito. Oh. Ora, signore, sì, parli. Dottore, ci volevo domandare, non posso bere un poco di vino? Siamo meno che c'entra. Un poco di vino di questo Gerrino, fatto da mia vigna, chi me lo ha? Stanno venendo bello sfizzarello. Perché no? Un bicchiere di vino a tavola, va bene. Ecco signori, qua c'è la vostra ricetta e mi raccomando. Ci pensiamo io, dottore. Va bene. Amolino, ancora giù così. Arrivederci signor Zabecchina. Smooth. Smooth e poi Pietro. Avanti il prossimo. Oh, zio Giovanni, ma prego, si accomodi. Mi dica come va? Un po' meglio, un po' meglio. Allora, come va con la diarrea? Come problema? Che l'affliggeva, l'ha fatta venire da me in studio. La cacarella. Come va? Un po' meglio, sì. Ma c'è sempre. Ah, e come mai è così allegro? Dire, caro dottore, prima mi cagariamo e mi affliggevo. Ora, di quando mi metti in tre gocce, mi cago e mi ne fotto. Bene, quindi Io mi cago e mi ne fotto. mi faccio capire, il problema persiste ma l'umore è migliorato. Allora, quelle gocce non gliele tolgo, in più le prescrivo delle compresse e questa volta un esame che si chiama colonoscopia. Dicono che? Oh, ma che? È un esame che serve a vedere l'intestino dall'interno. Boh, non capisci che devo dire. Basta con me levare di goccia, mi faccio fare tutte cose, dottore. Grazie, dottoriccio, sa benedica, Arrivederci, San Giovanni. Avanti il prossimo. Avanti. Dottore, ma guardi chi è venuto a trovarci. Prego. Padre Filippo, l'arciprete. Padre Filippo, ma che piacere averla qui nel mio studio. Tu sia benedetto, ragazzo mio, per tutto quello che fai per la gente di questo paese. Prego, si accomodi. Si accomodi, Padre Filippo. Mi ricordo di quando ministrante servivi messa in parrocchia e ora eccoti qua, medico, sistemato, riverito, con un bello studio e una bella segretaria. Ma a proposito, come si comporta questa serva di Dio? Beh, vede padre Filippo, non mi posso lamentare. È una brava ragazza, educata, seria, sa fare bene il suo lavoro, un'ottima collaboratrice. Quando si può fare un'opera di bene? Grazie Padre Filippo. Io e mia madre le saremo grate
per tutto e per sempre. Ma niente, figuratevi. E ora, cara Ela, se permetti, Maiora Premunt. Allora, padre Filippo, mi dica per quale motivo è qui da me? Ma diciamo che sono qua per problemi di cuore. Ma come problemi di cuore? Forse le duele il petto, ha il polso irregolare, si sente fiacco, mi dica. Ma no, ma che hai capito? Problemi di cuore così, in senso metaforico. Ah, allora... Ela, ma ancora a casa? Ma non ti risse da lasciare né sole? Ma quando morisse, padre Filippo? Ma quando risse Maiora Premunt, che significa che urgono cose più importanti, che vuole dire che io e Salvo dobbiamo restare soli. Ma io ti conosco latino, padre Filippo. Comunque, ho capito. Sono di troppo e me ne vado. Ecco. Vede, padre Filippo, questo è l'unico atteggiamento che mi infastidisce di questa ragazza. È così nervosetta, scontrosetta. Per non parlare poi della madre. Usaccio, figlio mio, so tutto io. E tu se sapessi? Cosa dovrei sapere? Niente, anzi, perdona sto vecchio solito che parla assai e non sa più che dici. No, padre Filippo, ora va a parlare. Che fa? Prima tira pietra e poi sarete la mano. Parlasse. E va bene, tanto prima o poi ti avesse venuta la ricchia. Allora, caro Salvo, devi sapere che Ela e sua madre provengono da Valle d'Olmo, da dove sono dovuti scappare in fretta e furia. E perché? Lascio, che ora venga e mi spiego. La ragazza, che non passa certo inosservata, aveva fatto innamorare di sé un poco di buono del due paesi. Ho sfacennato un attaccabrighe in odore di mafia, che solo perché Ida, a picciottetta, aveva ricambiato qualche suo sguardo, allora Chidio si sentiva in diritto di caricarsi la fuzziva. Ma madre, non ci stette. Anzi, appena sappa la notizia, che fece? Corriò subito nei carabinieri, i quali, in men che non si dica, era a prelevare a Chidio e la picciottetta che Chidio teneva segregata dentro una stanza con un casolare di compagna, che peraltro i carabinieri conoscevano assai bene, perché da si svolgevano certi suoi malaffari. Certo, ma mi dica, se la situazione si è risolta, perché sono scappate? Ma che vuoi che ti dico, figlio mio? In primis, perché un picciottello finiva in galera condannato per sequestro di persona. E poi, sai com'è? Valle d'Olmo è un paese ricco. Pure che la foitina durò solo un paio d'ore, i voci furriano. E poi c'erano i parenti del picciotto che si volevano fare vendetta, insomma, tutta una serie di cose con ai che ti dici. Ma Sofia, che c'entra? Io niente, io solo fui interpellato da una sorella della madre che è superiore in un convento di monache a Monreale. Mi disse di interessarmi di loro e io, per carità cristiana, li ho aiutati a sistemarsi qua, a Bagheria. Meno male, povere donne. Salvo. Scusate. Pensavo fosse cosa gradita una tazzina di caffè. Ecco. Prego. Prego, padre Filippo. E per lei un biscottetto per farmi perdonare. Scusate, con permesso.
Salvo, ti vedo un pochettino preoccupato, ma forse io capivo. A te ti interessa ella, vero? A me opporire, sai? Non ti preoccupare. Sa, questo lo sape tutto il paese. No, non mi interessa. Sicuro, Salvo? Sicuro, sicurissimo. Ma lei perché insiste? Perché aveva a che fare con la mia visita di oggi. E andiamo al dunque, caro Salvo. Che sta tu a scriviste? E questa fu a bella pensata di Paolo. Vedrai che la lettera verrà recapitata direttamente alla diretta interessata. E invece? Salvo, ti vedo un pochettino sconvolto. No, padre Filippo, l'ho scritta io la lettera. D'altronde è su carta intestata. Ma perché c'è cosa? No, niente. Vedi, la lettera fu recapitata nei mani giuste. Finì nei mani di Carmela, la quale sta impazzendo dalla gioia. Perché vedi, Salvo, lei ricambia il tuo amore. Ma che sono contento, padre Filippo! Assettati e un cantare vittoria. Ma perché? Che c'è? No, niente di preoccupante. Vedi, la ragazza nei giorni scorsi era troppo allegra, per cui la nonna si è insospettita. La nonna? Ma mica ancora viva, eh? Come viva? Vive e vegeta, Padre Filippo, come? una mala lingua mi aveva detto che la nonna era morta e quindi visto che io ero, cioè che sono il suo medico, mi sentivo in colpa. Ho detto ma forse non l'ho curata bene, mi sentivo in colpa. Ma mi dica, Carmela, come l'ha presa? Ma Che la signora Elena mi ha detto questa cosa? Ma perché? La signora Elena Turissi? Me l'ha detto quando è venuta, ma non l'ho capito perché. E perché Turissi? Ma comunque, fammi finire. Ah, vecchia. Oh, santo Dio. C'è può essere il rosario. Ah, nonna, come ti dicevo, si è insospettita. E allora che fece? Si mise a cercare fra le cose della ragazza. E cercando, che ci trova a Tolizza. Ma cos'è successo alla ragazza? Me lo dica! Lascia un santoliare che di quattro ossa incatenate si sciogliono. Mi perdoni, padre Filippo. Non erano arrivate, va. Ah, ecco. Vecchia. Oh, santo Dio. Nato c'è il posto del rosario. E siamo a 6. Ah, nonna. Ci fece una grandissima ramanzina a suo nipote, ma poi corriò subito in parrocchia. Non è che mi venne a dire che è contentissima. Anzi, un bene l'ora che bacia mi facete ziti ufficialmente. Allora che problema c'è? Il problema c'è che a vecchia. Oh. Ah, nonna. E siamo a 9. Sì, andiamoci, c'è posto del rosario. E vabbè. Ah, nonna è una persona all'antica e vuole che le cose si fanno in una certa maniera. Insomma, vuole che vuoi che tu e tuo padre e i tuoi genitori ci da domandare ufficialmente la mano della ragazza. Oh, e che problema c'è? Adesso lei si alza e trova il modo di fare sapere alla vecchia. No, tutto il polso del rosario. Ma stavo da pettiamelo. Sì, e magari ce li diciamo insieme. Vabbè. Trova il modo di fare sapere alla nonna
che sabato sera io, con i miei genitori, ci presenteremo a casa sua per chiedere ufficialmente la mano di Carmela. Sì, Salvo, ma cerchiamo di ragionare. Ma io che c'entro in questa storia? Niente. Lei Io deve... non è conto che faccio un sansale. Ma infatti non è che le sto chiedendo di fare il sansale, soltanto di fare sapere alla nonna che sabato sera io con la mia famiglia andremo a casa loro per chiedere il fidanzamento ufficiale. E chi sto? Salvo, tu come ti chiami? È un favore, padre. Vabbè, un favore. Anzi, visto che sto parlando con lei, sarà lei stesso a celebrare queste nozze. E nell'occasione farò una grande offerta alla chiesa. Salvo. Una grande offerta alla chiesa? Allora corro! Arrivederci. Avanti il prossimo. Salvo, che c'è? Paolo. Sì, sono felicissimo, amico mio. Siediti. Allora, Carmela ha letto la lettera e non aspettava altro. La nonna è così contenta che vuole il fidanzamento ufficiale. Tant'è che sabato sera con la mia famiglia mi presento a casa sua per chiederle la mano. Ma che sono felice. Anch'io sono felice per te e voglio rivelarti un segreto che spero ti faccia piacere. Sono tutto orecchi, dimmi. È da diversi giorni che io ed Ela ci frequentiamo all'insaputa di sua madre. Certo, bravo, tu non perdi tempo, però devo dirti una cosa che riguarda Ela. La storia di Valle d'Olmo e della Fuitina. So tutto. E la stessa Ela me l'ha raccontato. E io sono con lei. Certo, fai bene, io sono contento che tu sappia tutto. E che poi noi due amici così ci sistemiamo insieme. Aspetta, che c'è una cosa che dobbiamo dirti. Ela! Vieni qua, Ela. Che c'è, signor Paolo? Vieni. Salvo sa tutto, puoi smettere. E io al mio amico d'infanzia non nascondo niente. Ma proprio tutto. Beh, veramente il meglio glielo dobbiamo ancora dire. Ah, bene. Vieni. Mi nascondi qualche segreto? Vedi Salvo, io ed Ela siamo già fidanzati. A posto siamo, a posto. E quindi? Dobbiamo farti due proposte. Dimmi. La prima è che se noi dovessimo sposarci, tu sarai il nostro testimone di nozze. La seconda è che ci dovresti aiutare con sua madre. Allora, per quanto riguarda il testimone di nozze, vabbè, quello lo faccio con grandissimo piacere. Cioè, Ela è la mia segretaria, tu sei il mio migliore amico. Ma perché devo parlare proprio io con la signora Lena? Non è che ho questa confidenza. È vero, viene qui ogni tanto, ma io poi dico, cosa avrebbe da ridire su di te? Sei un bravo ragazzo, di buona famiglia, lavori alle poste. Vedi Salvo, non so come dirtelo. Anzi, forse è meglio che ci dici tu. Io? Sì, tu. E perché io? Perché la madre è tua e perciò... Vabbè. Vede, dottore, mia madre è un tipo particolare e per me ha avuto sempre un sentimento morboso. Per cui, dal punto di vista sentimentale, ha voluto sempre
il meglio per me, sia in senso umano e soprattutto economico. Ma Paolo, come faccio a dirglielo? Ecco, vede dottore, per mia madre a Bagheria il meglio per me è lei. Ora ho capito l'equivoco. Ela, Carmela, la lettera, la nonna. Non vi preoccupate ragazzi, ci penserò io, parlerò io stesso con la signora Lena e capirà tutto. Grazie Salvo, lo sapevo che di te ci potevamo fidare. Non sappiamo come ringraziarti. Ma che dovete fare ragazzi? Abbracciamoci. Abbracciamoci e con il tempo staremo tutti insieme. È benissimo, posso già essere. Signora, ma che modi sono? Lo studio è chiuso. Io vitta poi tapietta, non studio un cennudo. E poi caccio il dottore a parlare con il dottore. E tu il nostro umano? No, a dire la visita che mi fece fare. No, ragazzi, ok. Allora signora, prego, si accomodi. Ecco, ragazzi, noi magari ci vediamo più tardi al bar e parliamo meglio, va bene? Va bene, a dopo. Dove richiamo? Allora signora, prego, si accomodi. Allora, mi dica. Dottore, mi devo preoccupare. Beh, signora, il suo non è un caso preoccupante, certo è un po' strano. Ma su dice lei, perché io non stai capendo che ho detto. Ah, mi dica, il dermatologo che cosa le ha detto? Mi ha detto che è una cosa legata alla secchezza della carnagione e mi insegna una poco di pomata. Ah, e come va? Male, dottore, malissimo. Prima mi veniva prurito, Sì. e se mi faceva la doccia mi passava. Ora l'aio tutto santo io. E poi mi tagliasse che sogno rosso, che mi sta succedendo, moricissimo, dottore, chiaro. Beh, signora, mi fa vedere queste pomate che... Eccole qua, una dottore. collega. E non ci dico quanto mi costano, un occhio da testa. Ma si sa, quando c'è demenza salute, i piccoli, non si tagliano. Ma mi dica, questa pomata l'ha prescritta pure il dermatologo? No, veramente me la consigliamo con male. Sai che il dottore l'anno scorso ha un problema legato ai funci. Noi funci che si mangiano, noi funci la piede, va. E se ci trovò buona. Perché fece male il dottore? Signora, lei ha mescolato tantissime pomate e ha avuto questa bella reazione allergica. Ma mi dica, le pillole che le avevo prescritte? Veramente manco lei ha accattato. Anche sul dottore mi dissero che andavano bene. Ah, ma lo sa che è un bel tipino lei. Cioè si autoprescrive dei farmaci. Non ascolta il parere dei medici. Comunque signora, adesso queste pomate non le voglio vedere più. Sì, dottore, ciao t'ascolto. Le faccio una nuova ricetta. Deve riprendere quelle compresse che le avevo prescritto la volta precedente e in più un detergente neutro. Che dici, dottore, come chiedo di piccette va bene? Sì, certo che va bene. Va bene, dottore mio, ciao t'ascolto. Arrivederci. Altro so curici lei, parola per parola. Arrivederci. Arrivederci signora Filippa, arrivederci. Chi è? Ancora non ha cominciato sto ciarlatano. Mi farò avanti ufficialmente. E niente. Ah, vedi io è una che aspetto. E niente. Ma ora sto imbroglio a chiarire io. Ora mi imposto carriere sto bello paraviento.
e finimo un zocco con me, sto signor dottore. Perché a me, ma conta proprio giusta. E poi, visto che restiamo soli, io vi volessi dire una cosa. A me questo mi pare non ti chiede affemminato. Ma come si fa a resistere a una bella femmina come a mia figlia Ela? E poi, se proprio volete sapere tutto, a mia, ste mascole già parruccate, mi pozzano le femmine, va? Oh. Vediamo, scusaci, Bene, dottore. Hai sistemato la sala d'attesa? Ma certamente, dottore. Mi raccomando, sistema tutto, perché più tardi arriva un'altra persona. Dottore, Sì. per favore, si sbrighi, perché lo studio è pieno, come sempre. Va bene. Va bene? Dammi i soliti 5 minuti. 5 minuti. Che mi preparo e iniziamo subito. ma che fiat! Ma come si fa? Come si fa? Caro San Giuseppe, grazie. Grazie per la vita. Grazie per la salute. Grazie per il lavoro. Ma soprattutto, grazie per Carmela. E io ti prometto che le nozze le celebreremo alla chiesa della Matrice. E ti farò un corredo floreale migliore di quello della festa di San Giuseppe. E per non parlare poi del pranzo che offrirò ai poveri in tuo onore. Ma che muore, senti. E si raccomanda pure a San Giuseppe. E fai bene, perché se non stamattina a sposo né mia figlia, sei consumato. Avanti il primo! Salve signori! Prego, come va? Ma come va a dire, dottore? Ma come va a dire? Male. Ancora non funziona per niente. Come non funziona? Di quando veniamo una lei, comincia a pigliare sapino. È sempre ubriaco. Ma che dico? Ubriaco pieso. E che allegro. Vedete che allegro. E fa un pedilino. Ma mi passa la sera a fare il caffè per sbriacarlo al suo disgraziato. Che magari si sta bevendo tutto vino salvato per l'inverno. Dottore, io penso che sta con una cacceretta lei. Cosa ubriacare? Ma che combina, signor Gianbecchina? Che combina? Ma che combina? Ma che combina? Ma lo sa che essendo iperteso non può bere alcolici, ma cosa fa? Un par. Capi che un par? Rispondi, dottore. Ma in effetti io non ricordo di averle detto che potevo ubriacarsi. Io ce la la pazzia. Sì, eh? Un bicchiere di vino a tavola. Oh. Si quindi qui a paura. Faccio il farmaco. Invece io ogni tanto di sera Ma cosa sono queste risate? Ma che c'entra, signor Gianbecchina? Io le avevo detto un bicchiere di vino a tavola mentre mangiava, a pranzo e a cena. Ma che combina? Disgraziato! Disgraziato! No. Tu riusciva io come poteva essere disgraziato, tu riusciva. Ma puoi essere che ti sbagli? No, muori su dottore. Vieni caga, tu faccio aprire io che ti sul dottore. Va a sete, Si accomodi.
Ah, che accomodi. vergogna, dottore, che vergogna. Ma si è trattato di un equivoco. Equivoco, sì, equivoco. Ah, sì. Piano, signora, ha capito tutto suo marito, Dottore. giusto? Propriamente, Equivoco. propriamente, Amonin. Equivoco, può andare. Arrivederci. Che vergogna, dottore, scusassi. Scusate, soprattutto per la gran cameriera non mi dico. Amonin a casa, Amonin a casa, Amonin a casa. Avanti il prossimo. Sa Benerica, dottore. Oh, signora Filippa, pensavo a lei stamattina. Ma mi dica, prego, si accomodi, come va? Niente, dottore. Sì. Come lei mi raccomandò Sì, l'altra sì. sera, mi pigliava la pennola. Ma scantata che mi faceva male, arrestai e rospigliata tutta la notte. Bene, ha fatto bene, quindi... Beh sì, di notte, da cosa è inutile di mio cognato un scherzo. Che dove sta con noi? C'è sì una stanza di letto. Si tagliò in giro e quando capì che io e mio marito stavamo in mieno, ma io fingevo, dottore, si infilò a mano una sacchetta, ne uscì una specie di una ruberecchia e mi svagò tutta di sopra. Disgraziato, è cosa inutile. Quando mi improvvigliò tutta, quattro, sentii una stanza, dottore. Allora, si calmi, signora, si calmi. Ma questo che c'entra col suo problema? Ora c'era qui che c'entra. Dopo che mi salò, come si fa con il pollo prima di infilarlo in un forno? A me! Ma cominciavo a mangiare ciumpo e a cominciare a sciupare punciglioni. Ah, e che fa? Ma io fui tosta e posso arrivare fino alla fine. Allora? Come mia abitudine, ogni mattina mi va a fare la doccia. A maggior ragione che era china della povericchia. Ma io ero guardigna e mi tagliavo in giro. Un solo. Ma ammucciavo sotto la vesciaia, dottore. Un marruggio tutto rotto. Un marruggio? Un marruggio. È suo marito? Mio marito mi scrive non esce più stamattina per dire a travagliare. E suo cognato? Ora vengo e mi spiego. Tutta nura. Quasi con una doccia. Ma poi tutto marruggio. E mentre mi stava lavando, mi addonavo lo specchio del bagno, che la fessura della porta che lascio sempre aperta. Sape, dottore, sogno solo e mi scanto. C'era due porche ribusciate non mi cognato che mi tagliava. E che ha fatto? Fece finta di niente. O porco tagliava. Io mi lavavo. E o porco tagliava. Quando stava per chiudere l'acqua e stava pigliando accappatoio, o porco sape che fece? Accusò che assai la porta per tagliare la mia. Ma fu una due precisi istanti. La pigliavo marruccio e ci uterava, dottore. Non si stava boccando. Un chilo. E l'aveva a bere, rissennigliato in terra come un baccalà. E ora si trova ospedale. In astenteria per trauma emotiva. Con motivo, forse vuole dire. Con motivo, lo stesso. L'importante è che si insegna l'educazione. E ora è ospedale. Ma non vuole essere dimesso dall'osservazione. Poveretto, si vede che sta ancora male. Ma quando mai? Perché fuori? Aspetta mia marito. Caccia dato una transaccata di legnate. Comunque, dottore, a salute. Arrivederci. E arrivederci per tutte le cose. E ora è sicuro che mangia ciume o non hai più. Sa bene lì. Arrivederci, signora Filippa. Avanti il prossimo. Oh, salvo. Padre Filippo, ma che piacere averla qui. Signora Gaetana, signorina Carmela. Salvo, ma ancora questi convenevoli. Ma puoi dire benissimo nonna Gaetana e soprattutto chiama Carmela la tua futura fidanzata. Del resto Salvatore c'è l'appuntamento con i tuoi genitori per il fidanzamento ufficiale. Se la nonna permette. Ma benedetto figlio, ma trogno io, permesso di chiamare a me nipote con suo nome. E perché come dice padre Filippo, ma fra quante che sarete zite? E per quanto mi riguarda, mi puoi chiamare nonna! Nonna! Permette che ti abbracci? Sì, che scelto, nipote. Salvo,
Io credo che fosse ora che tu ti accorgessi pure di un'altra persona. Non lo so se la nonna permette. Permetto, e pigliatella, e finì a cussere pigliare pinnole, è un bel ciocca. E salutato a Gesù Cristo. Quella magica un più l'una di benedice il suo matrimonio. Signora Lena, dove va? Salvo, ma che ci fa qua? Ha mangiato segretaria, ma forse hai assunto pure lei? Io non ho assunto proprio nessuno. Anzi, la signora adesso mi deve dire cosa ci faceva nascosta dentro il mio studio. E ora vengo e vi spiego io che ci faccio caccia. Oh, vedete, sto bello specchietto tu. Quello che sembra è un ingannatore di picciottelli schiette, di femmine indefese. Ecco che cosa. Giuris, che da fare? Oh, bella magistratessa, ma che dici sta figliolo signore? Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma che mi sento male? Nonna! Ingannatore di picciottelli schiette. Signora Lena, come ti permette? A che cosa allude? Io non ho ingannato proprio nessuno. E se lo vuole sapere, qui è presente l'unica ragazza a cui ho promesso il mio amore. L'amore. Che belle parole. Peccato che hai visto un giorno come Mattea. Ma cosa allude? Ma che vuole intendere? E tu, Salvo, non ti difendi? Ma ragione io a che cosa alludo, padre Federico. Venisse qua. Oh, vedi sto bello spicchio rimello la mano. Venisse qua, ma si scanta. Aveva illuso a mia figlia a casa Marta. E me l'aveva promesso, pure a me stesso. Sto speranzato. Ma ce l'ho già. Mi sento sbagliata. Bastato, si è venuto. Sì. Meno male che ha fatto un dottore. Figlia mia, come ti senti? Perché mi lavagli la casa prima possibile. Bastato, vergogna. Meno male che fu tutto scoperto, meno male. Salvo, ma che mi commini? Ma come? Prima ti avanzi con una picciotta e poi fai la corte a un'altra. Ma che Un cecchio un mondo. E a mia che mi faceste fare pure un ruffiano, come si dice? Un cupido mi faceste fare. Ma ti rendi conto che mi commenasti? Padre Filippo, glielo giuro, io non ho promesso niente a nessuno se non a Carmela. Carmela, amore mio, almeno tu credi. Ti prego. Giusto, non capiamo niente. Ma è giusto, quello che mi sento. Padre Filippo, almeno lei mi creda, non Gaetano, per favore. Non potete credere a questa popolana che si è inventata tutto! Popolana a me! Caramo di permetti mancare del rispetto alla cristiana giuranniti! Oggi che fa solo frigorifero! Sì, pure bastato un azzo di piazza! Ecco che sì! basta, ora basta. Sì. Nina va a dire a casa, Carmela. E Cariccio Pier. Non ci andiamo a mettere chiuso, siete reccamone. Amore, che vergogna! Vergogna. Sì, andate, che adesso vi accompagno io. E tu, Salvo, non credere che la cosa sia finita qui. Ci rivedremo e discuteremo di questa faccenda. E intanto ti lascio riflettere sui tuoi errori. Ammoniti, Ernoaz, ammoniti. Ma che sta succedendo qua dentro? Le grida si sentono da fuori. Mamma! Cosa sta succedendo? E tu che ci facca? Ma non è già si la petta fa? No! Stamattina che sogno ammucciato nel reno paraviato e scoprivo tutta la ciuffa di sto gaglioffo
ristomroglione! Ma io non ho fatto niente! Niente! Che c'è probabilmente di sta falsità. Vieni qua, figlia mia. Conda c'ha tutto realmente questo dottore. Che aveva pure l'amante sotto lo stesso tetto. Io? E voleva ingannare pure a me nipote. Monica, Carmela. Ma non così faccio. Ma che stai dicendo? Secondo Nina Maghi. E poi non avete proprio dove andare. Venite qua, che adesso spiego tutto io a tutti. Ecco bene, spiega tutto tu a tutti. Spiega. Il dottore è una bravissima persona, anzi è un signore e non mi ha mai mancato di rispetto. È mia madre che voleva che io mi fidanzassi con lui, ma lui ha avuto la testa sempre a una sola ragazza, la signorina Carmela, qui presente. Io l'ho capito subito quando venivano allo studio, come si guardavano, ma come si cambiavano in volto tutte e due. Ci penso, ripeto, il dottore si è sempre comportato come un signore e non mi ha mai mancato di rispetto. Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? E allora, Alice che ti scrisse? Ma che feci? Diretti, piccolo perché queste cose, nemmeno. Basta mamma, io sto dicendo la verità. Per quanto riguarda la lettera, c'è stato un grosso equivoco, perché la lettera era indirizzata alla signorina Carmela, qui presente, che si chiama come me. Diciamolo a tutti che io mi chiamo Carmela e tu mi fai chiamare Ela. Ecco, questa è la verità. Meno male che tutto si sta chiarendo. Nonna Gaetana, pure diceva io come poteva essere. Del resto, a salvo un conoscere quant'ave che era piccolino. E poi Alice passò pure rime mano. Come riso mano? Non ne parliamo più. Ho capito. Siete tutte appattate, perché siete tutte bariote e mia figlia sembra forestiere. Lei parli. Ma dire una cosa, non ci fa pena che una bella femmina richiesta, ma resta schietta. Per maritare sta tazza Ela! Anda molta cosa! Ma come ti permetti di chiamare a me nipotetta morta? Ma sto sentendo? Meggiana! È bene inquietante, sì! Parla! Abbarrunnissa sto chiamando! Cacciare a farci capare! O scolapasta! Frariso! Sentimi, guarda la rugginuta! Vieni tu via qua! Che ti faccia gli ultimi tutti rienti! Vieni qua! Gognate! Se va bene! Strappa l'aria e assassina quasi! Cosa fa la faccia? Quando non va nei paesi! No! Basta mamma! Ma capisci?
Ma che dicono tutte fuori? Il dottore ha trovato finalmente il suo amore e tu da mettere il cuore in pace. Oh, e poi anch'io ho trovato il mio amore e ne sono felice. Anzi, approfitto dell'occasione per comunicarle che io ed Ela siamo fidanzati e quanto prima mi farò avanti con i miei genitori per sistemare le cose. Signora Elena, vede, Paolo è un mio vecchio amico d'infanzia. Poi se ne proviene anche da una buona famiglia, lavora alle poste. Glielo dica pure lei, padre qui. È vero, signora Elena. Paolo è un bravissimo ragazzo. Io Pio, caso figlia, non poteva trovare rimedio. Ho capito. E tu, Ela? Che dici tu? Ma mamma, guardalo! Ma che cosa è malato? Ma Paolo, è onesto, gentile. Io credo che sia l'uomo giusto per me. Ma credimi, mamma, è la volta giusta. Ho capito, sì. E tu che dici tu? Amo Ela dal primo momento che l'ho vista. Se lei mi consente, voglio farla solo felice. Ho capito. E se è così, non mi resta che accettare. Ma tu stai a te! Perché sei consumato rispetto a mia figlia? Sei consumato. Oh. In fondo a tutto, scusate, ma oggi mi aveva a capire lei. Io volevo solo il bene di mia figlia. E certe volte, chi troppo vuole, non la stringe. Comunque, io mi sento mortificata e mi da scusare. Me ne voglio ir a casa. Ma dove va? Signora Elena, ma dove va? Stia qui con noi, la prego. Stia qui con noi. Si è trattato di un equivoco, si può sbagliare nella vita. Anzi, facciamo una cosa. Ela, per favore, può chiamare il bar e di riportare 4 pasticcini e qualche bottiglia di spumante, va bene? Sì, 4 pasticcine e che che ci vuole? Brindiamo i 2 fidanzamenti, quello tra me e Carmela, Paolo e sua figlia Ela. Dottore, ci stai dicendo io mi sento stanca, confusa. Mi sento proprio una pignata che mi carica il via. Oh ma che occhio! Me ne voglio ir a casa, dottore, lei mi fa assediare. Io non insisto perché ne voglio bene, che si va a casa e si riposa, va bene? Va bene. Allora, io voglio levare la vita, stai in Come vai? Non è venuto a trovare? E come tu?
questa casa? Anche siamo tutta gente demorata di Dio. Ma forse sbagliaste casa? Oh, dove sta? C'è un'esistenza signora, lo so. Dove non dobbiamo detto confusa, non capisco questo. E dai a signora. Visto che per qui passato su un lasciato senza mai da fare. E che merda? Tagliamo pure tu che fa, ma ne conosce? Ma questo fosse... Oh, perché non sono qui? Di E tu Carmela, perché la tazza qui? Bene? È la mia fidanzata! A che cosa? Carmela, ma mettete con Tommaso, no ammazza il studiatore. Io! E solo io sono il consigliere del me. E per cui pare Tommaso, faremo pure un calcio. Ora tutti zitti! Ma se no faccio lasciare. Senti una cosa, figlio mio, ci parlo io con la giustizia e ci metto pure una buona parola, va bene la così, eh? No, va! No, non va bene, non va bene. Pensa prima, pensa a te. Finiamo un calcio e scappa. Ora se ti girò. Chi c'è lei? Mamma! Un bambino. E ci sono pulitissimo. Perciò, picchiamo su per vedere una male tasse, ora. No, figlia mia! E chi si parla ancora, bambino, fai straordinario. Ma che vuoi essere la nazione? E tocca! E cosa sei? In solo un momento se ne vende per tuttare. Ora non si zitti. E poi si chiamare in altra casa. Amen. In nome del Padre, del Figlio e di Spirito Santo. Buongiorno. Ragazzi, è troppo complicata prima cosa. Amore, prova. Adesso come si permette? Non mi dacci la mia, donna buona. Non sei insieme a moglie. Perciò a te. Rompiamoci l'ossa. La prego, Don Liborio, nel mio studio è vietato ogni forma di violenza. Se questo ragazzo ha sbagliato, sarà la giustizia a punirlo. Giusto, perciò. Va bene, facete una cosa. Pigliate sto disgraziato e ci buttate i carabinieri. E ci ricevete. Ti stiamo regalando alla buona. Amen. Cacciamo. E poi io non ci posso dire niente al suo povero dottore. Perché se non fosse piglia ancora stessimo soffrendo. Dico, vado guidata a mia moglie, è bene. Dottore, onestamente ancora stiamo soffrendo e invece è bastato 7 consigli e 7 bustine. Maria. Io ti posso fare, lasciamo qui. Oh, non poteva giocare un momento migliore di chi? Prendiamoci il bicchiere. Dottore. Sì? Ma queste dolci non ne vedono. Caro Don Liborio, questi sono i dolci del bar Mirage. Sono il meglio per noi. Giusto, e allora li potevo mangiare. Prego, facciamo. Merci. Grazie. Perfetto. Mamma. Grazie, prego. Grazie. Prego, distribuisci.
Don Liborio. Grazie, grazie. Carmela. Amore. Aspetta. No, Allora, grazie. avranno tutti in bicchiere. Ma manca qualcuno? Prendiamo questo bicchiere che andiamo a fare un bello brindisi. Perché voi già da sapere che quando trovo un amico, trovo un tesoro. Ma quando trovo un bravo dottore, trova rimedi per i rogni e i dolori. E signore mio, questo è un dottore per davvero! Di presentare i personaggi della compagnia teatrale La Scintilla. Suggeritrici Ina Gaiano ed Angela Rotondo. Cameriera Ginevra Messina. Uzzu Giovanni Vincenzo Muratore. Donna Santina, Rita Gaiano. Giuseppe il Falegname, Giacomo Fumia. Levaso, Riccardo Buglisi. Don Liborio, Calogero Scardina. Signora Filomena, Antonina Tarantello. Signora Filippa, Angela Silvano. Padre Filippo, Tommaso Morana. Paolo, Maurizio Curiale. Donna Gaetana, Nina Balistreri. Carmela, Samuela Altavilla. Ela,
Maria Martorana, Dottor Salvo Matteo Coffaro, Signora Lena Gisella Pecoraro, autore e regista, nonché un dottore qui davvero, il dottor Angelo Di Salvo. Grazie a tutti. Allora, permettetemi per prima cosa di ringraziare tutte queste persone che hanno collaborato, avete sentito i loro nomi. Noi all'interno dell'associazione La Scintilla, che già a Bagheria sviluppa diverse iniziative culturali, abbiamo deciso di fare teatro. E abbiamo deciso di fare teatro in una maniera diversa, una maniera quasi professionale e soprattutto portando in scena commedie pulite. Avete visto, non c'è stata una battuta volgare in questa commedia, ma soprattutto commedie spiritose che si basano sull'equivoco. L'equivoco è stato il motivo vincente di questa commedia. Non mi resta che ringraziarvi, anche perché se questa commedia ha avuto successo, oltre alla bravura degli interpreti e di chi l'ha scritta, è soprattutto merito vostro. Questa è la quarta volta che ci esibiamo ed è la quarta volta che abbiamo il tutto esaurito. Domani andremo a Petralia e anche lì è previsto il tutto esaurito, quindi vuol dire che fare buon teatro, il riscontro c'è. Grazie, buonanotte.